che è decimale, che si chiama decimale. Alla mia scuola, dopo la rivoluzione francese, Napoleone ha imposto il metro, il grammo, il chilogrammo. Prima c'era l'oncia, c'era inglesi. Ha applicato il millimetro, il chilo, adesso 100 milli, quella roba lì. Comunque non aveva base. Adesso è mulinare, mondura, ci vuole dire mondura. Mondura vuol dire pagare in natura, cioè il mulinare calcolare 40 kg di brame a 2 franchi a bucare, insomma 80 centesimi. Lasciava la farina. Il grano turco, lasciava il grano turco. Prima ancora il pesenale, questo è il pesenale. Unità di misura. Adesso che era lei di litri metà. Prima si usava che scazzo. Allora, si andava poche robe per cala è 1 litro, no? No, doppio litro, 2 litri, circa 1 chilo fosse il grammo. Di brava, E metteva la sacca a molinare, dopo chiamava il sacco, il molinare, lo portava a cavie. Lo portava io qui. Chi era il levatore? Trasportatore, cioè vedete che tu sono presentato. Vedete lui? Al problema così, all'ave sopra, all'ave sopra tornava io. All'ave su che bosca, al buttava la brava come canale. A trovare un guente, chiamava su della su, da io. Si dava e la portava sopra, spieghi me. No, La portava su, guardava, la brava guardava da su, passava il cosiddetto pulitore. Seria, sì, un temesh, un trabatto, che aveva una rete, aveva un picciole, una maglia di 6 mm per esempio, grande, quadri, che lì se lei stava lunga, qualche roba passava io lì, e non aveva mettete a Masanaci. Dopo davanti aveva il buco più grande, se era un ponte di panole per esempio. Passava solo le cose più grosse, no? E viene via, la cava nette, e la avevo là. E si puliva, capito? Si puliva, all'era un ventilatore che aspirava la mula, che sa che roba è. Che roba Quelle che viene poi volatile. Esatto. È quello che viene fuori dalla panocchia, questo tirava via. Ecco le bulle per esempio che cazzo. Vedete che partisce? Vedete che dopo anzi te l'era un tubo che la portava dalla crusca. No, cavava il massa. Ma la frutta quando si mangia, cioè quando da una parte Adesso Ci arriviamo. allora, il gran turco, questa era così messa, questa è una valvola, questa divide in 2, in 3, questa è una valvola. Il gran turco arrivava qua, il mugnare cosa faceva? Capito dove siamo arrivati adesso? Siamo lì. Regolava, vedete? Apriva questa valvola qua, il gran turco prendeva, questo si chiama distributore, rullo distributore. Se vuole la dritta. Ah, scusate, permesso. Questa macchina in cassa, non in cassa, molino alle prese. Facè. Perché con le stesse macchine si fa pure produzione, poi il tipo di produzione. Mentre invece chi di voi, che sono lì, non li fa. Chi aveva il molinario? Perché i mugnai erano chiamati tecnici molitori. Io ieri poi L'arte monitoria, no? Arte monitoria. Allora si parla del molinario. Rincol al viaggiare che il ca, Capito? vedete che si alza? Ecco, che la siù le brave dentro distribuite, perché passava da chi rulo sta, e parava il princol, i cisi stop ce l'ha. Passava sul tenere sta, Già spezzettato. spezzato.
a vedere curve il frego di farina è molto debole, farinetta, e viene lì, e però c'è che alle di questo tornava sulla e al dire che casselle qui a Mieci un'altra. Finite le rotture, il mulinare c'è materia, al girare che cazzo, a regolare il distributore e a stringere i rullo, che fratello che cazzo arce. Lo vedete? Sì. Non vedo che si alza? No. No? Vedevi? Te lo tengo. Sì, si apre. Sì, si muove, sì. Ecco. Abbiamo qui vicino in modo di fare la seconda rottura. Seconda rottura consisteva di parargli mo. Toc, di brava spaccate, Ancora più piccolo. quando il quadri, Farina. in 3 quadri toschio. Allora come c'è di fulla farina? Però il gruesso tornava su. Le parti rimaste grosse facevano un altro giro, no? Esatto. Allora si faceva il mulinato, però si dà che va per qua e al finire di stringere i cilindros a casa. Però se era le blave dure o se era debole non aveva di stringere tutte. Era capacità del mugnaio di calcolare Capire come. cosa che vedete, fare schio le farine come le Sì. cosa che da lì il computer non sa mangiare. Ma no, mi viene muovere con le armi, che sta bene. E oltre che le miserie che era pure quelle che vibrava. Come a dire fame poi ci serve. Allora se vuole lì fa poi ci serve. Lasciare le cose di mo. Anche se la farina è nieve scura. Cioè vedete scura la farina, aveva tutte le proprietà, dopo spieghici che fai in quel teplano. È il germe, Sì, le parti contiene migliori. però la farina è scura. Però voi non la germe dentro, spegni là, parla al bagno e poi le chiodi, le crusche in farmacie. E pagare a fior di quattrini, vero? Ma bisognerebbe mangiare integrale, no? Per quello. Allora, Quando è scuro. è un mulinato, vorrebbe, le robe qui, e allora di chiamare semolo in mano, e semolo in mano, e di chiamare semolo. E Dio le sapeva che muove farina dentro. Sapeva che muove farina dentro. Le lasciava correre di mo. Se il proprietario del Blava diceva farmi tante semole, allora al viene giù, vedete, viene giù, e al girato che valvole qui, vedete, che valvole qui, in modo che le robe non tornano su. E viene qui che siamo capito? Eccola qua.